Proprio ti. Berto, ma scusa un attimo. Fa un ragionamento, ti ho ordinato di portarmi una sbrancata di legna. Non ti ho portato. Che ho da fare una griglia. Ti ho a casa davanti a porta 200 quintali. Va bene, ti l'ho portata. Ma come ragioni tu? Ma benedetto il signor, 200 quintali che sono in 4, fa una grigliata in 4. Quanto grigione? Cosa ti interessa? 4 o 6? Te puoi dirmi prima il numero. Adesso cosa? Mi non mi porti, te la ho scaricata. Sì, non ti apporta a casa. Dimmi, ti cosa che fai mica con 200 quintali di legna là? Dimmi, su cortile. Quella che te usa, te usa. E che altra te abbrusa, cosa vuol dire? Porti casa. A quella che usa, te metto anche. Ma sarebbe da darti, ma che testa che te ha da avere anche a te. 200 quintali, non entro neanche a qua macchina dentro per cortile. Dove vai mi adesso a intassare 200 quintali di legna? Piano, se devi intassare la legna. Ecco, guarda la luna, non sta a fidarti. Occhio adesso mi dà anche i consigli qua adesso. Non sta a fidarti di intassare la legna senza guardare la luna. Sì, da quando in qua? Ti ciappa una di... Da quando in qua si guarda la luna? Mia, la luna uso per imbottigliare? No. Sì. Bruscare, piantare ortaggi. Ma soprattutto per intassare la legna prima che te la usi. Ecco. La luna, e ora che sei un luminare, che luna devo guardare ora per intassare la legna, senti? Che sia luna buona, se te si è luna buona ti intassa la legna, se no... Vuoi andare a intassare la legna se non te voglia? Dimmi ti se è mio da star qua a perdere tempo a ascoltare uno così sarebbe da ligarti e batterti, guarda.